Benedica a tutti, questa prima puntata della quarta stagione di Stupor Mundi è dedicata agli eventi di indipendenza che stanno ciusciando forte nello continente europeo. Vediamo ciò che sta succedendo in alcune zone dell'Europa, a cominciando con la Catalogna. L'11 di settembre passato si celebrava in Catalogna, come ogni anno, la Diada, per ricordare la caduta di Barcellona in tale mano delle truppe borboniche di Filippo V di Spagna durante la guerra di successione spagnola, avvenuta appunto l'11 di settembre del 1714, dopo 14 mesi d'assedio, e che causò l'abolizione della Generalità de Catalogna e di lauce istituzioni politiche catalane. Ma la Diada di quest'anno e quella dell'anno passato furono più davvero speciale. Infatti la Catalogna, in quest'ultimo periodo, dopo che si vette rifiutare dalla Corte Costituzionale spagnola il nuovo statuto d'autonomia, sta pensando sempre più assai di staccarsi completamente dalla Spagna per creare un proprio Stato nazionale. L'11 di settembre del 2012 ci fu una manifestazione con milioni di catalani in tale strade di Barcellona. Stanno si organizzando una catena umana lunga 400 km di una banda all'auge della Catalogna chiamata la Via Catalana Cap all'Indipendenza. A così come fecero poco d'anni in arredo dai paesi baltici per ottenere l'indipendenza dall'Unione Sovietica, migliaia e migliaia di catalani scenderono dalle strade e si tennero per le mani per gridare all'ONU e soprattutto allo Stato spagnolo che avevano un referendum per decidere in libertà se gli della Spagna o arrestare come Picomora. La gent que participa el que demanem és la independència, perquè portem 290... Ciò che volemo è l'indipendenza, perché sono 299 anni che siamo repressi dallo governo spagnolo. Non saccio quale responsabilità ne può dare l'essere indipendente, ma lo facciamo perché lo volemo. Però sono l'urne che l'hanno a decidere, è il popolo della Catalogna che va a votare. L'anno prossimo sarà a tenere un referendum, a secondo del loro risultato saremo sorti, andiamo avanti, e se no continuiamo a lottare, perché sono 300 anni che lottiamo per questo. Saludo a tots els sicilians. Gli eventi di indipendenza ciusciano magari Scozia. Vediamo sul servizio di Fonso Genchi. La Scozia è grande quasi quanto due volte la Svizzera e aveva praticamente lo stesso numero di abitanti della Sicilia, fa attualmente parte del Regno Unito, ma lo passato dell'843 al 1603 fu un regno completamente indipendente. La sua capitale Edimburgo è una città con meno di 500.000 abitanti, sede del Parlamento scozzese, attivo del XIII secolo sino al 1707, quando il Regno di Scozia si riunì con quello d'Inghilterra per formare il Regno di Gran Bretagna. Dal 1997 si approvò, per mezzo di un referendum, una limitata forma di autogoverno, ma pare che agli scozzesi questa limitata autonomia ci stava scelta. Dal 2011 lo Scottish National Party vincì le elezioni e il nuovo primo ministro, Alex Salmond, il 15 di ottobre del 2012, riuscì a accordarsi con il primo ministro britannico David Cameron per ufficializzare la data di un nuovo referendum, stavolta per la totale indipendenza, che si va a tenere il 18 di settembre del 2014 con la formula «La Scozia vista essere uno Stato indipendente» e le possibilità di scrivere o sì o no. Il passato 21 di settembre, dunque a circa un anno del referendum, si tenne a Edimburgo una grande manifestazione chiamata March and Rally for Scottish Independence. Per le strade della città scozzesi sfilarono migliaia di cittadini, secondo l'organizzatore chiossai di 20.000, gridando che vogliono l'indipendenza del suo paese. I sondaggi dicono che a Picomora le favorevoli all'indipendenza sono chiossai di un terzo degli scozzesi, ma ogni giorno stanno aumentando sempre chiossai. Nell'anno che manca, perde la speranza e chiede di poter convincere agli altri cittadini che l'indipendenza è la meglio cosa per la Scozia.
Il famoso attore Sean Connery è uno dei sostenitori dell'indipendenza e alla manifestazione dette la sua adesione magari la conosciuta cantante scozzese Annie Lexon. Alla marcia parteciparono persone venute di ogni banna della Scozia, ma magari delegazioni di movimenti indipendentisti di altre nazioni senza Stato, catalani, baschi, veneti, eccetera, e pure siciliani. La delegazione siciliana suscitava particolare interesse e grande simpatia tra gli scozzesi e tra i mezzi di comunicazione di tale paese. Free Sicily! Arturo! Free Sicily! Arturo! Potesse capitare che lo rifugio indipendentista che c'è per com'ora in alcune regioni storiche d'Europa, come la Catalogna e la Scozia, passasse pure a altre regioni che vantano una storia come Stato indipendente. Su vento potesse arrivare magari in Sicilia. Queste sono le domande che ci fecimo allo professore Pippo Scianò, presidente dell'Associazione Sicilia Catalogna e dello Fronte Indipendentista Siciliano. Sentiamo ciò che ne ha rispondiamo. La benedica a tutti i telespettatori. Queste manifestazioni, questi dibattiti, eccetera, sono importantissimi e vorrei dire sono anche utili a tutta l'umanità, perché questi paesi, queste nazioni che rischiavano di decadere, rischiavano di diventare sempre dei deserti umani, economici, culturali, eccetera, queste nazioni invece hanno dimostrato di avere conservato una grande vitalità, che nello scambio di riconoscimento di diritti fondamentali può diventare anche una manovra, una spinta in più, per una rinascita economica che varchi i confini dei popoli, perché non è possibile bloccare l'ansia di progresso, di benessere, ma anche la creatività dei vari popoli. E questa è una ricchezza di tutta l'umanità che nessuno può bloccare. Vorrei portare un paragone con la Sicilia. La Sicilia ha avuto momenti di lotta per l'indipendenza anche più vivaci e più forti di quelli della Catalogna. Non dimentichiamo che nella rivolta del 1866 a Palermo ci furono più di 10.000 morti. Ecco, oggi come oggi ha avuto la vittoria temporanea, perché non c'è mai una vittoria sui diritti fondamentali. Il diritto della Sicilia non è stato mai cancellato da nessuno. Semmai elettoralmente può essere penalizzato, ma dico questa posizione di retroguardia della Sicilia, della nazione siciliana rispetto ad altre nazioni europee, comprese la Sardegna e la Corsica, che non hanno avuto mai nella loro storia un movimento indipendentista come quello del 43 o dei grandi moti, mi limito a quelli successivi all'unità d'Italia, perché se andiamo poi, siamo partiti dal tempo del Vespro, insomma, troviamo grandi rivoluzioni. Non dimentichiamo che la Sicilia ha proclamato l'indipendenza con la Costituzione siciliana, nel 1812, nel 1820, nel 1837, nel 1848, e sempre portando un messaggio di civiltà e di progresso, di democrazia, di rappresentatività. Certamente dopo il 1860 la Sicilia è stata ridotta a una colonia di sfruttamento. Questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo!